Il commissario dello Stato dubita sulla costituzionalità del disegno di legge. Il governo Crocetta riscrive il testo anti-parentopoli. Dario Piparo. Incontrerò il commissario di Stato, aveva dichiarato Marco Forzese, deputato regionale catanese, ma soprattutto presidente della Commissione Affari Istituzionali. Detto, fatto. Oggetto di valutazione il DDL antiparentopoli presentato in assemblea qualche giorno fa e prontamente respinto al mittente. E in effetti il commissario Aronica ha sollevato alcuni dubbi di costituzionalità. Il disegno di legge presenta dei caratteri particolarmente rilevanti. Nessuna possibilità da parte di un deputato o assessore regionale di istituire affari privati con la regione, anche qualora siano parenti fino al secondo grado o usufruire di determinati rapporti. Adesso Marco Forzese chiede ufficialmente al governo la riscrittura del testo, in modo da evitare di incappare nelle incompatibilità, ma soprattutto destinando ai vertici governativi la responsabilità di una questione estremamente rilevante. Nonostante gli ostacoli, ha dichiarato Forzese, c'è la necessità di stabilire che chi fa il parlamentare non può utilizzare questa posizione per fare affari o peggio ancora per favorire gli affari di famiglia. E quindi in un modo o nell'altro la volontà di autenticare questo passaggio c'è. 48 ore è il termine fissato per la presentazione all'ARS del nuovo testo. Il tutto successivamente a un confronto in prima commissione, al quale parteciperà anche Giuseppe Verde, costituzionalista nonché professore di diritto costituzionale all'Università di Palermo, come consulente. La sensazione è che il nuovo disegno partirà da una duplice base normativa. Da un lato la legge regionale sulle incandidabilità, dall'altro quella nazionale anticorruzione. Verrà esteso il concetto di candidatura ed elezione incompatibile, con i deputati che non potranno trovarsi soci in enti, società e associazioni rapportate alla regione, che siano o meno a scopo di lucro. Quindi stessa terapia d'urto anche quando trattasi di onlus, il che fa sicuramente riferimento agli scandali della formazione. Intanto, entro fine settimana, la nuova disciplina dovrebbe essere definita.